Siamo allo sport, andiamo a vedere come stanno andando in Friuli i campionati europei di softball. Proseguono sui diamanti di Ronchi dei Legionari, Staranzano e Re di Puglia i campionati europei di softball. L'Italia prosegue nel suo ruolino di marcia vittorioso e aumenta le sue possibilità per il passaggio al secondo turno. Un folto pubblico gremisce gli impianti sportivi in occasione di tutte le partite disputate. Abbiamo intervistato il numero 1 europeo del softball, l'olandese André van Overbeek. Che cosa si aspetta la Federazione Europea da questi campionati? Quello che mi aspetto da questi campionati è che le nazioni minori, quelle che si sono ritrovate sempre addietro alle nazioni più importanti dal punto di vista del softball, guadagnino terreno e si mettano a livello con le altre nazioni. Questa è una nuova formula, cosa comporta? Perché l'avete scelta? Allora, questa formula è stata decisa anche per creare una manifestazione più importante, però ci sono anche degli svantaggi perché ci sono poche nazioni che sono in grado di accollarsi un'organizzazione simile per delle competizioni di questa magnitudo. Qual è il vostro obiettivo? Allora, lo scopo principale di organizzare questa competizione in queste dimensioni è soprattutto quello di fare conoscere il softball come sport di più in Europa, e poi l'obiettivo sulla lunga distanza è naturalmente quello di riportare il softball e il baseball ai Giochi Olimpici del 2020, cosa che sarà votata nel 2013, e visto che è ancora lecito sognare a questo mondo, speriamo di riuscirci. Together with baseball and softball we're in.